Ho scritto un corso perché stavo riferente nella mia famiglia, credo. Tanto io scriviamo un corso, bon, io sentivo parlare corso abbastanza in casa, soprattutto da mio babbo e mio zio. E bon, i vecchi conducevano sempre. Jackie, mio zio, era poeta e scriveva abbastanza in corso. Ha fatto i libri, ha fatto pubblicazioni, ha partecipato a Spannata, dunque c'era di già diciamo, radio su questi ambienti qui, familiari. E un mio babbo di nuovo, l'Accadia di scrivere, gli piaceva molto la letteratura. Io non ho mica pubblicato veramente a Farucci, ma avevo riferenti di famiglia, l'avevo. E dunque penso a un affare che ha giocato il mondo e poi dopo è di nuovo un affare di generazioni, secondo un momento che c'era una presa di coscienza particolare per rapportare la lingua, l'identità corsa e così qui, erano cose che tanto degli anni 80, per me, da 20 anni, erano cose che contavano il mondo e dunque ha giocato un mischio di queste due cose, penso. L'ambiente generale di Corsica di miei tempi, di mie generazioni e poi i varianti di famiglia che esisteva. Mi piace di nuovo di scrivere in francese. Anche se io non ho mica sfruttato veramente sul canto qui di mia scrittura, perché penso che il corso che ho preso a Sobrana a un momento dato, visto il contesto locale, e poi perché può darsi di nuovo più facile, di va mi senta o di esprimere a un momento dato un corso. Ma oggi ho scritto di un francese è abbastanza giovane, mi domando se non ho mica cominciato in francese, non so mica in che lingua ho cominciato, penso in francese. E dopo è vero che ho trattato di più il corso perché mi piaceva di più, perché lo sentivo più vicino all'intimo, la so, a fare così, all'intimità della persona. E poi di nuovo perché era una scelta di vita a un momento dato, sono diventato arrivati gli studi di corso, sono diventato professore, dunque c'era veramente qualcosa che mi bucava verso questi affari qui e l'ho nutrito più che il francese. Ma è vero che il francese non mi è mai dispiaciuto di scrivere in francese. Allora la cosa è che ho capito a un momento dato che ero più forte a scrivere un corso che a scrivere in francese. In tutti i casi l'ho pensata così, l'ho credo così. Da una specie di orgoglio, di paura di scrivere in francese. Ieri ho trovato un mezzo di scrittura con il corso e una certa difficoltà a passare al francese perché mi dicevo c'è talmente peso con questa lingua qui. C'è l'accademia, c'è la scuola, ci sono tutte queste cose, una letteratura vecchia da retano, dunque è difficile veramente di confrontarsi a safari. Invece che in corso mi sentivo una libertà assoluta, pur di inventare tutti i miei mezzi di espressione, a mia lingua se volevo, a mia scrittura, potevo fare quasi tutto ciò che volevo, mi sentivo una libertà assoluta. Può darsi a giocato nel senso che il corso ha preso la sovrana. Ciò che mi aiuta a scrivere non è mica fortemente dalla famiglia, così può darsi all'origine c'è un'influenza, ma sono soprattutto i lettori che ho avuto giovani anche dopo. Erano lettori, erano lettori di tutto ciò che mi veniva, di bande dessinée, letteratura d'avventura, queste cose qui, ero un fanatico, se posso dire, di Corto Maltese, di Jack London, tutti questi scritti qui, tutti questi lettori qui erano cose che mi influenzavano di giorno. E poi crescendo, diciamo, diventando un uomo mi sono attaccato ad altri lettori e penso in generale sono americani e i russi che mi hanno influenzato. I russi che ho potuto leggere come Dostoevsky, Bulgakov, questi mi sono piaciuti molto e mi hanno dato certi chiavi di scrittura, di letteratura, ma in un senso generale, universale si dice. A me è una parola che mi garba tanto, ma è questa che ha approdato di più. E di noi americani pensano a un autore che mi intuisce abbastanza, è Fante, John Fante,
che era uno scrittore che descriveva uno scrittore umoristico, ma allo stesso tempo che descriveva la società senza compiacenza, la società americana di uso tempo. Dopo ho scoperto anche Miller, gente così, che erano un po' con Savenna qui. E poi dopo, a cavalli, sono influenzato dai miei lettori, l'ultimo veramente che mi ha influenzato a un livello, a un punto forte di radio è Cormac McCarthy. Questo veramente è la scoperta dell'ultima annata qui, o allora un americano indiano, amerindiano, che si chiama Sherman Alexidino. Enfin, sono parecchi le influenze, è vero, anche i francesi, che pensano tipo come Houellebecq, che è abbastanza disprezzato. Quando l'ho letto, ho pensato veramente che qui c'era uno scrittore di generazione nuova, c'era veramente qualcosa di completamente moderno che nasceva, e penso di averlo letto in un senso che mi ha marcato, che mi ha influenzato di nuovo a un livello. Ho avuto due bisogni nella mia scrittura, credo. Il primo era che io volevo arrivare a ciò che le Dio, volevo scrivere i libri che mi piacevano. Dunque, questo è veramente le letture che mi hanno influenzato, tutta la lettura al cinema di nuovo che ho giocato. E poi dopo era ciò che io, era un mondo che io mi trovavo, e a Corsica di ammeggio di ciò che ci ho passato, un mondo che ho visto con i miei occhi, e questo mondo qui che mi ha ispirato una parte dei miei scritti, dei miei libri. E dunque queste due cose, un mischio tra ciò che volevo scrivere a livello stilistico o tematico, come letteratura d'avventura o di società dell'altri, e poi ciò che si passava in Corsica e che mi ispirava al mondo affari, che io volevo ritrascrivere, che io volevo dire a me, non ciò che io campaio, ciò che io vedevo. Una maniera di testimoniare, ma di testimoniare attraverso la letteratura, come il mondo scrittore è arrivato, non abbiamo inventato nulla. E penso veramente a scontra di questi due movimenti qui, l'influenza della letteratura universale, il bisogno, il desiderio di parlare di un mondo tale che è, come lo conosciamo, senza maschere, senza romantismo. E di realtà, è lì che ho rimprovero come è stato trovato di scrivere una lingua di Ucarudio, una lingua strappata, mica una lingua sciappata, ma in più non è mica tanto vera, perché se di ode, se di ha bisogno di vala, sono capace di scrivere un corso più schietto, dipende semplicemente di che contesto di scrivo, di storia che io parlo. Per esempio, se io faccio una storia che si passa nel passato, di cercare di avere un'altra lingua, e invece se io parlo di una storia che si passa mentre gli anni 90 avanti, quando noi campiamo i miei animali devono parlare a gente di un'altra maniera che ciò che noi sentiamo semplicemente. Allora, dà uno stile, un effetto, è un lavoro da fare, la gente non se ne vede nemica, ma di mantenere un livello di lingua, tutto un testo, non dico mica che è un lavoro formidevole, ma è un lavoro, è un impegno di vara. E dunque sono scelti perché quando li dico americani, per esempio, è vero che vi dico che qui c'è una lingua moderna, e tipi quando parlano di un contesto di Ucarudio, denti, di certi mezzi sociali, cercando di avere anche una narrazione, qualcosa che andessi in questo senso qui. E ha fatto esattamente ciò che si faceva altrove, non ha inventato nulla. Allora la cosa è che gliel'ha fatta in corso, e può darsi non c'era tanta gente che l'ha fatta avanti, e dunque o avrà stornato o è piaciuta abbastanza. Bon, la visi sono spartuti, ma qui sono cassati. Beh, oggi è paradossale l'affare della letteratura, lo statuto della letteratura, lo stato della letteratura corsa. Perché se noi vediamo è vero che noi siamo in una società che la lingua diventa marginale
la sua utilizzazione quotidiana è vero che ha vincolato abbastanza un corso. Non potremmo mica dire per esempio che le generazioni noi fossero in corso a fondo o che impiegassero in un corso naturalmente, non è mica vero. Anche le nostre generazioni, ci sono chi parlano ed altri che sono un avviso più numerosi parlano di meno. Dunque siamo in una situazione di inquietudine per rapporto a questi affari qui e anche se noi vediamo di maniera fretta il contesto, ci vediamo che il corso è diventato marginale, una sospensione quasi marginale, malgrado gli sforzi, la politica, tutto ciò che può aiutare di noi. Di maniera paradossale c'è un'espressione letteraria oggi in Corsica che a mio avviso è veramente di qualità, è veramente a un livello quasi di maturità, mica quasi, è un'espressione stilistica, artistica è a maturità. Ecco, la situazione è questa qui, ci sono autori che oggi hanno veramente un desiderio di fare qualcosa di moderno e poi di inventare qualcosa con la sua lingua e con la sua espressione artistica. Penso che ci sono veramente autori oggi, nel senso che non pensano più al contesto globale, non sappiamo mica se non è mica qualcosa che nasce, che si va veramente di un'espressione ultramoderna a un momento di un'agonia, di una sparizione. Questo è che è bizzarro nel schema corso di letteratura. Ma se di no, tutti di gente come Jurek, come De Santi, come Acquaviva, oggi sono veramente autori di qualità, di vera qualità, che può dare con questa traduzione sono pubblicati in altro senza problema. No, Pian d'Avrete per me è un passato, per me è finita, Pian d'Avrete è un'epica. Penso che è importante di funzionare così, di funzionare con cose che hanno usato tempo, che dopo ci avanzano semplicemente. Con quei libri che ho scritto innanzi non mi interessano più a me, sono cose di un passato, di già. Dunque, progettinaggio, ma non ho mica una visione di carriera a lunga andata. Ho sempre pensato che di fare solo 3 o 4 romanzi, mica di più, a fare così. E sicuramente che devo continuare a scrivere novelle, teatro, poesia, perché sono cose che sono vitali per me, ma ho di più in più una vicinanza estetica della letteratura e oggi ho di più a voglia di cercare di andare a pubblicare cose che mi interessano, che mi nutriscono, che sono più in un registro culturale schietto.